parlare di un viaggiatore eterico. Per me il viaggio eterico è esplorare l'ignoto. L'ignoto sta dentro. Esplorare le infinite profondità che ti porti dentro. Che cos'è la profondità? Ti porti in stato meditativo, no? Però la mente è abituata a scappare di qua di là. E allora un po' di pratica e un campo informativo F aurea, centratura F aurea, ti metti in ascolto e la mente viene allenata a tornare in qua. Ti si dischiude uno stato più profondo, ti si dischiude l'immenso e a quel punto lo agganci con lo sguardo interiore, chiamatelo terzo occhio se volete, la visione dell'anima, le mani, perché le mani sentono in multidimensionale, sai? E il focus, la visione interiore dirige il focus, dove voglio andare a sentire, e il cuore sente. E allora vado a sentire il DNA. Parto da un punto 0, me stesso, un punto 1, papà, dentro di me, perché l'antenato è dentro, non è fuori. Chi è stato? Posso lavorare il campo di mio padre perché è dentro di me, non influenzerà lui, perché lui ha una sua consapevolezza, una sua volontà, una sua libertà di scegliere. Ma quel lui che è dentro di me cambierà. E se quel lui che è fuori di me inconsciamente accetterà, potrà beccarsi qualche beneficio, e così è stato. Solo che nel caso di mio padre l'ha fatto, a quanto mi è stato riportato da una sensitiva, solo dopo che è trapassato. E posso dirlo con certezza perché disse proprio: posso accogliere i benefici di questi ultimi 7 anni, ed erano 7 anni che avevo cominciato a lavorare sul DNA di famiglia dentro di me in modo molto preciso. Comunque sia, questo è stato molti anni fa. L'antenato è dentro, e allora mio padre, livello 1. Poi scelgo di andare nella nonna paterna, quindi la madre di mio padre, no? Perché quella linea si porta delle tematiche che dentro di me vanno ancora completamente guarite. E allora posso lavorare la nonna che è dentro di me. E dietro della nonna, il bisnonno, la bisnonna, la bisnonna, la trisnonna e così via. Capite il punto? Oppure puoi farlo in modo diverso. Puoi andare in scansioni di linee temporali. Questo anno. Ora torno indietro di 200 anni, memoria del DNA, torno indietro di 1000 anni, memoria del DNA, e così via. 10.000, 100.000, 200.000, 270.000, la traccia del DNA diventa flebile, non mi viene più dato accesso. Perché? Perché questo DNA non esisteva così come esiste adesso? Era troppo diverso? Non lo so. O è un limite mio? Non riesco a spingermi così indietro in questo momento? Non ho sufficiente portante, cioè potere eterico, per spingermi così indietro. Non lo so. Capite? E poi mi riporto i cambiamenti che vado a fare, me li riporto nel qui e ora. Tutto qui è un po' come dire, tutti gli antenati che hanno vissuto quel tipo di evento, andiamo a riscrivere quell'evento, il cambiamento arriva qui. Ma se io dicessi con poca consapevolezza tutti gli antenati che hanno vissuto questa cosa, sto solo sparando a nastro. Disperdo tanta di quella energia per ottenere un risultato generico. Se invece miro con precisione, tizio di quella generazione, boom, tizia di quella generazione, boom, minimo sforzo, massimo risultato. Certo che è possibile sì. Puntini, puntini, puntini. E questa è solo una piccola parte. La memoria del DNA, l'antenato, ma anche le memorie d'anima, le vite. E chi ha detto che le vite sono solo quelle passate? E se fossero future? E se noi fossimo coscienze che si spostano indietro nel tempo? E se il DNA va verso il futuro, ma la scintilla coscienziale, l'anima, va verso il passato?
e quindi il tempo fosse una grande circolarità e la scintilla eterna che non è né l'anima, né la memoria del DNA, né la coscienza stesse al centro di tutto questo e vedesse questi due grandi vortici del tempo girare e definire chi è in infinite linee temporali, di cui però abbiamo consapevolezza solo una alla volta. Puntini, puntini, puntini. Ah, non lo so, è un'ipotesi che faccio. È solo un'ipotesi un po' strampalata, prendetela così. Però di concreto è possibile lavorarci e facendo questo generi una forza di cambiamento che ora, adesso, nella materia, porta cambiamento. Questo è ricalibrazione planetaria.